classe 2000 ai blocchi, Alessio Vigolo, Piave Nuoto in 1, Stefano Mirabella, Ginnasium in 2, e in corsia 3 Federico Baggio, Veneto Banca, Montebelluna. Corsia 4 Davide Bizzotto, Antares, in corsia 5 Edoardo Bidoggia, Idros, in corsia numero 6 Zeno Tecchiolli, nuotatori trentini, corsia 7 Marco Casarotto, Nuoto Vicenza Libertas, in 8 Matteo Micheletto, Sporting Club Noale. Quarta corsia Davide Bizzotto, già vincitore di un oro in questa gara, vincitore di un oro però nella farfalla anche Zeno Tecchiolli, corsia 6, in tutte le sue gare Tecchiolli si è nascosto nei turni di qualificazione, quindi cliente pericoloso per Bizzotto che questa mattina ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualificazioni, 2:02 e 38. Primato ragazzi di Cherubel 1:52,71, si riferisce al terzo anno ragazzi, dunque inarrivabile per i piccoletti che hanno cambiato categoria proprio quest'anno. Testa a testa a distanza, Bizzotto in 4 con Tecchiolli in sesta corsia, Bizzotto 57,93, 58,84 Tecchiolli. C'è sfida anche per il bronzo fra Bidoggia in 5 e Federico Baggio in terza corsia, in caccia di un'altra medaglia dopo quella dei 50 stile libero. E intanto siamo ai tre quarti con 1:29,30 Bizzotto, Tecchiolli a 33 centesimi, Federico Baggio in terza posizione a pari merito con Bidoggia, e dunque il testa a testa fra Bizzotto e Tecchiolli per l'oro, ma Federico Baggio che ha bisogno del supporto della sua squadra per un posto sul podio, in questo momento è scivolato in quarta posizione. Medaglia difficile per lui, ma seguiamo la lotta per l'oro con Davide Bizzotto che va a vincere con 1:59,74, Zeno Tecchiolli 2:00,76 e Federico Baggio conquista il bronzo 2:04,17 con Edoardo Bidoggia, bravissimo, beffato nel finale, l'atleta dell'Idros chiude quarto, poi Mirabella